che variante sa mexia prima? Questo è sacco come sacco patena. Questo abbiamo imparato in nonna, se no. Quando si avesse con, cambiato nonna, mi deve pentare lì a uovo, lei. Facciami sacco patena, e sa non si deve variare. No, non deve variare ci deve acqua, 3 grammi di rico, 3 di sale e 3 di rico. E deve stare a gruce ilci. Quando dia che varia saporecina, no? Poi non è che si via che diventa lì a uovo. Quindi questo è il modo di fare dopo me. E sanno che la devo fare, potremmo fare, ma questa che dia la devo fare, sa? La devo bere io, questa per vedere se... E poi si ci scava e faremo su sacra pure. Allora prendo i sorsi così... Mica via fette varie, santi lì a uovo, tutte e due. È vero, c'è già le bolle. Adesso la bevo così. Tre sorsi? Sì. Io ho bevuto l'acqua e cosa devo fare con quest'acqua adesso? Adesso tocca buttare in un posto che non ci passa nessuno, anche nel lavandino. Quindi la butto nel lavandino sì, adesso. sì. Così chiudiamo Sì, con sì. sacco patena. E speriamo che ti faccia bene, eh? Io ti faccio così, così, per 3 volte e così. Vedrai che ti senti meglio. Grazie. Tocca mettere il sale a croce e anche il grano per 3 volte. Tocca metterlo. Questi sono gli ingredienti per fare Sì, sacco patena. sì. E naranta a breve puro. Sì, sì. Dicevano delle parole bisbigliate. A Santa Maria Deus, Revia Zangirio, Zangirio Trevia Veta Seguinte Sporta, Sporta de Paradiso, Andaus e Doviantis, Isus e Doviantandaus, su comando di Antalias, su quello di Antadorro, Padre, Figlio e Spirito Santo. Quindi questo era il famoso. Grazie.